Benvenuti alla lezione di tecnica numero 11. Allora, paragrafo successivo, scorrimento. Ecco, con lo scorrimento noi intendiamo lo spostarci sullo stesso esercizio, nello stesso ambito dell'esercizio, nello stesso esercizio, però man mano sia in senso crescente, quindi verso l'acuto, che in senso decrescente verso il grave, con l'allargamento delle dita. Quindi in poche parole noi scorriamo, però allarghiamo ogni volta una coppia di dita. Ecco, osserviamo il numero 18, quindi abbiamo le note sempre su 5 dita, però c'è il salto tra il pollice e l'indice alla mano destra e tra il mignolo e l'anulare alla mano sinistra. Ma vediamo nel dettaglio sulla tastiera. Allora, sono 4 esercizi. Il primo prevede l'allargamento a salire tra pollice e indice per la mano destra e mignolo anulare per la mano sinistra. Quindi molto calmi, attenzione, caduta, prima senza tempo, molto lentamente, poi prepararsi, come vedete, articolazione sempre uguale, indice da solo e medio anulare e indice per la sinistra. E poi dopo come procede? A questo punto abbiamo traslato il tutto di un tasto, quindi si riparte la seconda battuta dal Re. Una volta quindi suonato il Re, preparo già il dito allargando le posizioni. Vedete, ogni volta allargo le dita, specialmente mignolo e anulare, questa posizione qua, fino ad arrivare al Do successivo e poi ricominciare con la discesa, che vede l'esatto contrario. Allarghiamo pollice indice per la sinistra e mignolo anulare per la destra. Poi in fila, allargamento, e così via. Invece il numero 19, l'allargamento avviene tra la seconda e la terza nota, quindi abbiamo Do, questi al posto loro, allargamento quarto terzo a sinistra, secondo terzo a destra, vedete? Fino a salire, vediamo la discesa, quindi allargamento stavolta al contrario, secondo terzo sinistra e terzo quarto, anzi quarto terzo destra. Vedete? Quindi analizzate bene questo spostamento, potete fare anche la prova dell'estensione. Vedete, tutto deve arrivare a essere eseguito con naturalezza, senza irrigidire niente. Vediamo il numero 20. L'allargamento è ancora alla combinazione successiva. Quindi tra la terza e la quarta nota, il contrario di prima, terzo quarto a destra, terzo secondo a sinistra. Rimanete fermi, immobili, tutto rilassato, quindi non dovete andare di fretta. Vediamo la discesa. Vedete qua stavolta, terzo quarto a sinistra, terzo secondo a destra. E così via. Vediamo il numero 21, ultima combinazione, e quindi osserviamo dove allargare le dita. Quindi tra la quarta e la quinta, sinistra tra l'indice e il pollice e a destra tra anulare e mignolo.
scusate. Eccetera, eccetera. Vediamo la discesa. 4 dita tutte consecutive, adesso c'è l'allargamento, anulare mignolo a destra, a sinistra, indice e pollice a destra. E così via. Allora, quindi dopo aver riscaldato le dita con l'esercizio numero 9, che è sempre consigliato, iniziate quindi anche questi 4 esercizi di scorrimento e per abituarvi ad allargare le dita una coppia alla volta. Questo poi sarà anche un esercizio che vi preparerà per l'esecuzione degli arpeggi. Andate con calma, scegliete velocità, ve le scrivete sul vostro, vicino al numero, sul vostro manuale, a matita, così che man mano controllate il graduale aumento di velocità, anche perché ogni esercizio sarà più o meno eseguito ad una certa velocità, il numero 9 man mano più veloce, poi c'è il numero 18 che quindi sarà più lento perché è studiato da meno tempo, insomma vi consiglio di scrivervi la velocità prima di lasciare lo studio. Bene, allora anche per questo elemento di tecnica è tutto, io vi do come sempre appuntamento alla prossima lezione che tratterà del paragrafo il passaggio del pollice, quindi adesso è un elemento molto molto importante al quale poi faremo grossa attenzione. Ciao, alla prossima, buono studio e buona musica!